Buonasera a tutti, BCTV, ite novela de oggi di 29 di agosto 2025, questo mese pure che l'amo, belle che ha compassato, entrambi sul mese nuovo, sia salute e però buono profeta su tutto quanto. Andiamo a dare una cratedda su web come si presenta Saida. Ecco qua Saida si presenta da voi, qualche nughedda, ma insomma che lo pare è libero e comunque come dimorite non era su Saravallo e ne siamo ecco qua coccolato un po' tutto usadie, mezzo coccolato insomma tutto usadie, 31 gradi temperatura massima e 8 gradi temperatura minima. Abba non ne presenta. Crasa, sabato, belle che cocolato potuto sapere, che se iscranite da Bespuru, però poca roba, 26 gradi, quindi 15 gradi de manco de oie ed è 8 gradi a minima. Bene, e gli skitter, questi è stato intero del mio bambino, il nostro del Mario Pala, che ha fatto l'orazione, rammento, però il mio bambino, un bel lamento, tutto quanto non l'hanno lamentato, sul timino itico, su stima, che l'ha tutto Zaida e poi la funzione su lui che attacchi tu in vizi, insomma, in un becamente mi è scappato di scrivere protagonista della politica, della cultura, abbiamo visto altre iniziative, tipo su Cuento e tipo sul gruppo teatro discorso de visto gruppo teatrale. Bene, andiamo su un toccamento che arriva dal comune, responsabile del servizio di vigilanza, il divieto di sosta, ambo i lati, in via del Feno, nel tratto compreso tra l'incrocio con la circonvallazione e l'officina di Giacomo Bruneso, Giacometto, per lunedì 01 settembre dalle ore 7 alle ore 13 per interventi di pulizia e sfalcio. Le auto in sosta non rimosse saranno sanzionate ai sensi della legge, eccetera, eccetera. Praticamente dispone sa contravvenzione. Bene, posamento che su 31 il Luvo veste questo bell'evento, a Socornotto, la terra mamma del Solmannoso, Anna Maria Deiana e il gruppo Ammerare, concerto per una voce. Poi, posamento che siamo 17 anni, autunno in Barbagia, cioè cortese apertas in vizi che cominciano tra DSS e Sicchini a DS. Da innanzi, ecco qua, abbiamo tutto un calendario e così via adesso, e come colamo assa avviso e si tappetire del suo comitato del suo miracolo o domenica 31 di agosto. Mi raccomando di essere generoso, lo faccio di cuocere, bella, già est. Poi, per il toccamento sportivo, adesso mese capitano è tornato a cominciare il corso di ginnastica d'urche, cosa al femminile e dai su mese di Santugaini, pure cosa giovane. Chi è interessato telefono da Franca Lodo 387 eccetera eccetera. Bene, andiamo da innanzi, Omar Farina, siniscolese, con trascorso in guida tecnica del Posa del Siniscola, è stato allenatore nuovo della prima squadra, della polisportiva Vitesse. Auguri, buon perfetto e buon avanzamento sportivo. Intanto ritorno grazie a Pietro Cano che ha fatto un bello servizio, datasi squadra un valore non da poco punto. Ciao Pietro, insomma, ma ti tornerà a vedere impegnato in si sport biciclismo. Provincia, guerra al centrodestra, Siniscola sposa la lista a guida PD. Intanto Riccardo Uda raccoglie l'appoggio dei consiglieri di Siamo Nuoro. Dopo i sindaci di
Oliena, Orgosolo, anche il collega di Siniscola Gianluigi Farrisi si dice disponibile a guidare la lista del centrodestra per le provinciali. Indisponibile, scusate, a guidare la lista di centrodestra per le provinciali, piuttosto sposa la lista cosiddetta unitaria e a guida PD, alla quale hanno aderito diversi amministratori nell'ambito di Comunità Montana, Unione dei Comuni, eccetera, eccetera. Un diniego quello di Farri, che ha dato fuoco alle polveri nello stesso centrodestra, che è la sua area di riferimento. Il primo colpo lo assesta Maurizio Cadau, coordinatore di Fratelli d'Italia, con quel al sindaco di Siniscola rivolgiamo i nostri auguri per la sua candidatura, che mal cela ironia e irritazione. Questo augurio della disponibilità di Farris a rappresentare l'ala baronia con l'obiettivo di portare avanti un progetto fondato sull'ascolto, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo condiviso. Candidatura nel ruolo di consigliere all'interno della lista nata in seno al centro-sinistra, cappeggiato da Giuseppe Cicolini, sindaco di Biti e attuale amministratore della provincia. Una scelta destinata a lasciare strascichi, visto il cambio di campo, almeno sul fronte istituzionale, del primo cittadino siniscolese. Le sue ragioni: sino a 2 settimane prima della scadenza per la presentazione delle liste, afferma, vi è stato il silenzio totale. Nessuno mi ha contattato, aggiunge, tantomeno i vertici del centrodestra al quale appartengo e nella quale mi riconosco. A non rimanere inerme è stato proprio Farris, che ha aperto una partita politica tra il sindaco del territorio, tra i sindaci del territorio, battono il bagno, non tra il sindaco, ma tra i sindaci del territorio. C'è stato un confronto per valutare un percorso che garantisse una rappresentanza per l'Alta Baronia, così come è emerso in altri territori. Ha spiegato Farris, la lista unitaria è stata ritenuta da noi espressione di coerenza e condivisione. Va bene. Quindi Cicolini incassa un altro punto a favore. Farris in lista con Cicolini, sindaco di Siniscola, rompe il centrodestra. Non mi hanno considerato. Cardiologia, esempio nazionale. SL3, la telemedicina su una prestigiosa rivista scientifica. L'esperienza della telemedicina nuorese è stata pubblicata nelle pagine del prestigioso giornale italiano di cardiologia di agosto 2025. L'articolo scientifico "Telemonitoraggio nello scompenso cardiaco, metodologia e risultati di 2 anni di esperienza da Selle di Nuoro", afferma, questo è il sottotitolo dell'articolo, afferma di Mauro Pisano, direttore della cardiologia e del Dipartimento Area Medica, è anche consultabile online al seguente indirizzo: giornale di cardiologia.it. Di fatto è il primo studio in Italia che documenta in modo sistematico i benefici clinici ed economici di un modello di assistenza territoriale evoluto per i pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico. Il progetto, spiega Gianluca Doa, direttore della struttura complessa, che sovrintende la centrale di telemonitoraggio con sede al piano 3 di Via De Murtas, è il frutto di una forte sinergia tra tutte le componenti del sistema sanitario locale: infermieri di comunità, case della comunità, cardiologi territoriali, eccetera, eccetera, hanno lavorato insieme. Bene, ne siamo scontenti di questa cosa. Scomparso da giorni da Dogali, timori per Francesco Corna. Noi nella Zappato viene a come è difficile che già persone siete in condizione buone, le ricerche non hanno dato esito. L'uomo potrebbe aver avuto un malore.
Allevamento cappi suini fino al 30 novembre. L'Agenzia Laurea ha pubblicato il bando per la concessione di aiuti per l'acquisto di riproduttori suini maschi e fattrici femmine di razza sarda per migliorare la produzione e incrementare l'acquisto delle carni suine. L'aiuto è concesso in conto capitale per gli acquisti effettuati da gennaio fino al 30 novembre 2025. I riproduttori acquistati dovranno permanere in azienda per un periodo minimo di 3 anni dalla data di acquisto e comunque sino all'erogazione dell'aiuto. Sostegni fino al 26 settembre. Acquisto trattori Green. Fino alle 12 del 26 settembre sarà disponibile sul sito del GSE, gestore dei servizi energetici, lo sportello telematico per presentare la domanda di accesso ai contributi del bando trattori a biometano con 193 milioni di euro messi a disposizione dalla misura pratiche ecologiche del PNRR con i fondi per l'agricoltura sostenibile. Maggiori informazioni sul sito del Ministero mase.gov.it. Rinnovabili, la Giunta individua le zone. Accelerazione solo per gli impianti fotovoltaici. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria Emanuele Cani, d'intesa con l'assessore a enti locali Francesco Spanetta, ha adottato la proposta di piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti di produzione di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, adeguandosi così alle prescrizioni della normativa nazionale. Con l'approvazione di questo documento, ancora una volta, la Regione dimostra di rispettare le regole a tutela delle comunità e dei territori, sottolinea l'assessore Cani. L'assessore Spanetta ha commentato: la Regione non si sottrae alle proprie responsabilità. Il territorio lo programmiamo noi, senza commissariamenti esterni, secondo l'interesse dei cittadini, con attenzione al paesaggio e all'ambiente. La Regione ha circoscritto al solo fotovoltaico le forme di accelerazione già previste dalla norma nazionale. Le zone individuate sono le aree industriali, siti industriali attrezzati, quali zone D, PIP, ZIRE, non ricompresi nelle riperimetrazioni GSE, superfici artificiali e edificate, parcheggi e relative coperture. Virus e batteri invisibili ma uccidono. Dal botulino al tetano, dal Covid alla West Nile, parla Sofia Consentino. La microbiologa docente di igiene dell'Università di Cagliari spiega diffusione, rischi e malattie. Però non possono Novax, sono immune. La delusione di Avioconsum Sardegna sarà stangata per 720.000 sardi. I conguagli di Abbanoa sono legittimi. La Cassazione dà ragione al gestore, cioè ad Abbanoa, lecito chiedere gli arretrati 2005-2011. Vale, sarà stangata per 720.000 sardi. Ma te che renare. Questo non hanno pagato prima, pagano come? E se non lo pagano, siccome Abbanoa deve tornare a pareggio, lo paghiamo noi, è stangata est. Alla fine la spuntata Abbanoa ai conguagli regolatori fatturati nel 2014 relativi all'adeguamento dei costi dei servizi sostenuti dal gestore tra il 2005 e il 2011 sono legittimi e vanno pagati dagli utenti sardi. La sentenza a sezioni unite civili della Corte Suprema della Cassazione potrebbe aver messo la parola fine all'annosa polemica che vedeva nel mirino l'ente unico di gestione idrica che oltre 10 anni fa aveva addebitato a circa 720.000 utenze nell'isola 106 milioni di euro come allineamento dei costi sostenuti per garantire il servizio. Cioè questo l'applicato esame non ha che da spaccare, cioè l'abbiamo da spaccare noi, ma va. Un conguaglio fin da subito contestato dalle associazioni dei consumatori
che a più riprese avevano incassato numerose vittorie nei tribunali, tra cui quello di Nuoro, che aveva accolto il ricorso di 3 utenti, ma i consumatori hanno dovuto accettare anche qualche sconfitta proprio davanti a una sezione della Cassazione che contrastava però con la sentenza di un'altra sezione che dava invece ragione ai cittadini, i giudici. Ecco perché per sciogliere lo stallo amministrativo è dovuta intervenire la sezione unite, che ha decretato, come risulta errata in diritto, l'affermazione del Tribunale secondo cui tutte le partite pregresse del periodo tra il 2005 e il 2011 non potrebbero essere pretese in ragione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di buona fede nell'esecuzione del contratto di somministrazione. Insomma, secondo Albanoa, la sentenza delle sezioni unite consente di fare chiarezza su una questione complessa, fornendo un quadro di legittimità ben definito che supera anche orientamenti differenti emersi in precedenti sentenze e ordinanze di tribunale in altri gradi di giustizia. Proprio la via, proprio una mesa rayonata forte, che una persona che non quería pagar, insomma, cioè, ammettía della sconsumata, ma non mi quería pagare, che neanche non ve l'appetito dereta. Medicina. Da lunedì la rivoluzione, il posto a lezione si prenota sull'app. Al via il primo anno accademico dopo l'abolizione del numero chiuso. Se rivoluzione doveva essere, diciamo che lo sarà a metà, perché l'abolizione del numero chiuso della facoltà di medicina, voluto dalla ministra dell'università Anna Maria Bernini, a lezione non ancora iniziata è destinata a lasciare fuori circa un quinto degli aspiranti camici bianchi iscritti all'Ateneo di Cagliari, che sì, non dovranno più sostenere i quiz a crocette, ma si troveranno a fare i conti col tetto massimo di immatricolazioni stabilite dal MIUR, che paradossalmente, se non è il numero chiuso del passato, gli si avvicina molto. Una certezza che accompagna il via ufficiale del corso didattico anticipato da una lezione prova online fissata per oggi prima del lunedì della partenza a tutti gli effetti. E vabbè. In classe niente smartphone, stop anche alle superiori. Giusto vai. Missili russi su Kiev, colonna la politica internazionale, nuovo massiccio attacco aereo nella notte, 4 bambini tra i 19 morti. Per la Casa Bianca queste operazioni atroci minacciano la pace. No, i Noergai, ma anche i Noergai. I Noergai ma anche il nulla, sono poche sapacche. E poi lo spestinello ucraino non sono che usate, potremmo tranquillamente. Svezia e Olanda, misure contro Israele, stop alla missione UNIFIL in Libano 2027. UNIFIL sono curso dove sono, che sono in Libano, può cercare di mantenere la pace, insomma, ma a quanto pare Israele si chiede a bombardare Hezbollah si chiede a essere finanziato da Iran e si chiede a essere armato, cioè fa che un esercito entro di ogni Stato che batta l'esercito ufficiale. L'ONU rilancia l'allarme su Gaza, nella striscia bimbi affamati, fino a che pure lo spezzetto non conta la nulla. La Svezia e l'Olanda, alla vigilia del Consiglio informale di Copenaghen, rompono gli indugi e inviano una lettera all'alto rappresentante dell'UE, Kaja Kallas, in cui chiedono misure contro Israele e sanzioni ai vertici politici di Hamas, alla luce delle violazioni dei diritti umani, in violazione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'UE. In particolare si sostiene la necessità di una sospensione parziale della partecipazione di Israele al programma Horizon e anche
la sospensione del capitolo sul commercio e sugli altri accordi. Bene, tancamos, Putin bleffa, cioè deve negoziare. Questa è la posizione di Bruxelles. Copenaghen, a ben guardare, sembra davvero fatta apposta. Il ministro della difesa e degli esteri dell'Unione Europea ci danno appuntamento a Copenaghen per l'informale in cui faranno il punto sugli aiuti all'Ucraina e in parte sul processo che porterà alle garanzie di sicurezza. Alla vigilia, Mosca lancia un feroce attacco missilistico contro Kiev, sfiorando per un nulla il palazzo della delegazione blu-stellata, cioè europeo. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, mentre si faceva ancora la conta dei morti, ha quindi sentito per telefono sia Donald Trump che Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati, ha affermato sui social senza riferire ulteriori dettagli. Ma Poteschi su pissu cosa cosa. Bene, che in questo tancamo le telenovela di oggi e non diamo l'appuntamento. Noi scocrasa, voi si casa che devo brincare, fate lo impegno. Bene. A me sul vedere di buona tutto dai visti TV.